dove tra 26 cantanti e band hanno dato vita alla più riuscita festa della musica di questa stagione. E anche noi oggi vogliamo proporvi della musica. Guardiamo questo servizio. Tutti quei che a radio va adesso ascoltando, inizia la ginnastica del vernacolando. A chi che ne domanda, ma che roba se, ni altri rispondemo, se zoga zoghe. Coi mestieri vecchi, tacchemo a ballare, partimo tutti quanti con l'arte del sappare. Stompe, 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 stompe. Vende mare, cicche sciacche, cicche sciacche, cicche sciacche, cicche sciacche. Semenare, zighe zaghe. Nuare, sciffe sciaffe, sciffe sciaffe, sciffe sciaffe, sciffe sciaffe. Arare, ara. Bene, ne pare tanti sacchi le patate. Vediamo se riuscite a stare in piedi. Ad Andrea Bergamo, cantante in vernacolo, ma non solo in vernacolo. Innanzitutto questo Zoga Zoghe mi ricorda tanto Claudio Cecchetto e Gioca Jouet, quindi di origine da quel progetto, e il tutto nasce con una sigla che mi era venuta in mente di fare per Vernacolando, per Nino e Alvaro. Ecco, spieghiamo per chi non lo sapesse, Vernacolando è una trasmissione di Radio Padova con Nino Carollo e Alvaro Gradella, e hanno lanciato un concorso appunto per avere una sigla in dialetto, e questo concorso è stato vinto da Andrea Bergamo, che ha fatto questa sigla. Questa che viene a seguito della prima sigla che ho fatto, che era dedicata esclusivamente alla trasmissione. Andando avanti mi era venuta in mente questa idea della versione veneta di Gioca Jouet di Cecchetto, che tra l'altro è delle nostre parti, ed è venuta fuori questo Zoga Zoghe, il quale dopo mi hanno chiesto di fare la coreografia, e con gli amici della compagnia teatrale della scuola materna di mia figlia abbiamo dato luogo a questa performance, che è stata gradita e piaciuta, della quale dovremmo anche girare a breve, tempo permettendo, anche il videoclip ufficiale. Zoga Zoghe, cantante in vernacolo, noi ti abbiamo, possiamo dire, il tuo titolato, però insomma la tua passione per il canto non si limita soltanto al vernacolo, anche se effettivamente c'è un nome d'arte che è il canaia, che è indubbiamente dialetto. C'è questo filone del cantare in dialetto, un po' sull'onda dei Pittura Fresca. Cioè, qual è la tua vena di compositore? Perché tutto è nato un po' per gioco, un po' per animare i ragazzini, però adesso sei un cantautore iscritto alla SIAE. Sei riuscito anche a vendere una canzone in Australia. Sì, è stata la prima canzone che sono riuscito a vendere, tra l'altro non in dialetto, perché era venduta a una società. È difficile in Australia riuscire. Beh, non sto a pensare, no, perché il dialetto probabilmente è più conosciuto dell'italiano in Australia, e anche in altre parti del mondo dove c'è stata una forte immigrazione da parte del Veneto. Mi viene in mente, ad esempio, in Uruguay dei colleghi mi dicevano che è più conosciuto ancora il dialetto della zona di provenienza che l'italiano. E partendo da questa storia, da questa canzone venduta, ho depositato i diritti e gli spartiti un fatto un CD in piattaforma digitale, e anche un sito dove possiamo trovare tutte le tue composizioni. Certo, sitocanaia.it, come domanda e come anche affermazione, dove viene spiegato la nascita e anche come si è sviluppato questo progetto, che prende luogo da quello che è stata l'origine, cioè fare delle canzoni alle persone che conosco, la scuola materna, l'asilo nido dove andavano i miei figli. Dopo, conseguenza dell'ampliamento del raggio, ho fatto la regione che conosco. Canzoni che devono divertire, ma che raccontano anche un po' la tua storia. Tu sei un bancario, diciamolo, perché poi dalle figure più inquadrate viene fuori una vena creativa anche coraggiosa, no? Anche grazie. Molto originale. Tu di ogni città dove hai lavorato in Veneto hai dedicato una canzone in dialetto o in italiano? Sono quasi tutte in dialetto. Su 10 canzoni l'unica canzone che è in italiano è Chioggia, perché non essendo chioggiotto mi sembrava rispettoso nei loro confronti farla in italiano, perché altrimenti sarebbe stata una presa in giro, una parodia difficile da spiegare. E quindi per ogni città dove sono stato ho dedicato nel dialetto più o meno locale
una caratteristica, qualcosa che avevo colto del luogo dove ho soggiornato e ho lavorato. Non hai paura che chiamandoti El Canaia in qualche modo sarai legato a comporre canzoni in dialetto? Oppure questa cosa fa parte del tuo essere cantante anche divertito e che diverte? Beh, certamente fa parte, anche se bisogna ringraziare Nino Carollo per il soprannome, perché iniziando avevo detto guarda che io non ho un nome d'arte. Nino Carollo gentilmente mi ha donato questa caratteristica, che comunque l'ho presa molto graditamente. Tra l'altro, provandola a fare in inglese verrebbe fuori anche bene. El Canaia è molto, molto trendy. Perché in questa professione parallela a quella ufficiale hai intenzione anche di comporre delle canzoni in inglese, ti è stato richiesto, vero? Beh, il prossimo progetto dovrebbe essere in inglese, con una proposta dedicata espressamente ai genitori. È un ringraziamento a loro. Tu oggi stai debuttando in qualche modo nei nostri studi, ovviamente ti chiedo in questo minuto che manca alla fine di intonarci qualcosa, scegli tu dal tuo repertorio. Facciamo la canzone d'apertura. 50 secondi. 50 secondi, perfetto, è Ghetto, che è dedicata alla zona dove vivo io, che è Dolo. Intona così: Ghetto, da prestarmi un euro, vetto, al mercato do io sito, ma in da Venezia con la vacca mora che passava da qua. Bene, mi sembra, ringraziamo Andrea Bergamo, cantante, compositore musicale. Ringrazio voi per averci seguito, l'appuntamento in diretta è alle 19, ritrovate tutto nel nostro sito www.tg7nordest.com e le canzoni di Andrea Bergamo nel sito, vogliamo ricordarlo? www.sitocanaia.it. Bene, grazie, buon sabato pomeriggio, arrivederci.